Un passo in più sulla questione miteni. Dopo il primo incontro a inizio maggio, il Ministero dell'Ambiente si era impegnato a convocare una riunione non solo con le istituzioni, ma anche con chi è impegnato nel procedimento di messa in sicurezza dell'area Miteni contaminata da PFAS. Tavolo che si è svolto ieri, convocato dal vice ministro Vania Gava con la presenza delle istituzioni locali e dell'amministratore delegato Eni Rewind, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area ex Miteni. I tecnici hanno già eseguito i carotaggi propedeutici alla posa del palancolato, fa sapere il presidente della provincia Nardin, la barriera metallica, cioè che va a sigillare il sito industriale lungo il perimetro dell'azienda che confina con il Poscola per evitare contaminazioni. I carotaggi sono arrivati a 42 metri di profondità, i lavori sono previsti nel prossimo autunno. Abbiamo cercato in qualche modo di interloquire dal punto di vista tecnico per accelerare i tempi di messa in sicurezza del sito Miteni e c'è stata una disponibilità da quella che è la parte tecnica che si sta interessando al progetto, quantomeno per incontrarci a brevissimo, 20 giorni, un mese, e poter valutare l'eventuale accorciamento dei tempi di intervento. E siamo quindi fiduciosi che in questo tempo si possa avere una risposta sulla possibilità di intervenire nel sito già nei primi giorni di settembre con un intervento di messa in sicurezza del sito stesso.